credo fermamente nella ricerca scientifica e credo assolutamente in questo vaccino. Se non facciamo la vaccinazione credo che sarà molto difficile uscire da questa pandemia. Lo faccio per me e anche un po' per gli altri, sicuramente, però non ho paura, voglio dare fiducia alla scienza. Micaela Romagnoli, primario della pneumologia, e Daniela Cavallini, infermiera delle malattie infettive, sono state le prime la mattina del 27 dicembre 2020 a essere vaccinate a Treviso. Anche se oggi gli immunizzati nella Marca sono la stragrande maggioranza, le immagini dell'arrivo dei vaccini al Cafoncello la mattina di una domenica per nulla ordinaria sono, a un anno di distanza, ancora emozionanti. Il vaccino ai sanitari, quello ai fragili, poi l'attesa apertura agli over 80 a febbraio. Spero di essere in capofila di una lunga fila e che possa essere per tutti, insomma, sto vaccino. Molti successivi passaggi, le discussioni, gli ostacoli da superare, l'incerta fornitura delle dosi, la riorganizzazione della rete vaccinale parallela a quella dei tamponi, l'allestimento di megacentri come l'ex Maber di Villorba, dove è arrivato in visita anche il generale Francesco Paolo Figliuolo. I vaccini hanno quindi raggiunto con l'estate le fasce della popolazione più giovani. A novembre le prime dosi booster, infine, un anno dopo le prime somministrazioni, l'avvio della campagna tra i bambini, come quelli che ieri hanno affollato il centro vaccinale di San Vendemiano.